Do 5 euro di mancia ad un ragazzo delle pulizie in un resort egiziano. Poi io ci ha chiamato, sto entrando, vi farò vedere in anteprima esclusiva la creazione. Nel frattempo il letto è stato sistemato e come vedete sta per cominciare a creare il nostro pupazzo sul letto. Guardate che contenuto la porto, oh. Ah, con lo scotch anche! Assurdo! Giustamente per bloccare e dare spessore all'asciugamano. Il primo è andato. Secondo asciugamano. Il movimento è sempre quello ad arrotolare e quindi si procede ancora con lo scotch. A casa secondo me viene un animale esagerato. E ora avanti col terzo asciugamano. E la tecnica continua ad essere quella. Ok, li ha posizionati sul cuscino come vedete. Diamo un asciugamano un po' più piccolo. E qui la tecnica cambia, signori. Occhio. Prima lo mette in diagonale. Poi arrotola ai lati. Vediamo cosa succede. Sempre con lo scotch. Chiude le estremità. E se no. Ehi, allora, frate. Ragazzi, dal bagno ha preso il bagno schiuma e poi delle foglioline. Sta facendo gli occhi o le sopracciglia dell'animale. Il naso. Ecco qui, ragazzi, sta dando una forma alle asciugamane. Ha messo la testa. Alza i piedi. Assurdo, signori. Ecco qui. Ma cos'è, un faraone, tipo? Sto posto tu l'ha messo. E allora tu stasera fuori un balcone. Signori, tocco di classe ed ecco qui il nostro faraone che si gusta la TV sul nostro letto.